La fondazione nasce nel 2009 da genitori con ragazzi autistici. Purtroppo tutti i nostri ragazzi sono a basso funzionamento, è un autismo grave. Il 70% dei nostri ragazzi non sono verbali, non parlano, altri sono autolesivi, hanno delle stereotipie importanti e quindi sono seguiti in rapporto uno a uno con i nostri assistenti. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto 3 laboratori, uno al Godica Sant'Urbano, uno a Visnadello, ultimamente da nonno Andrea, e uno a Bivandi Carbonera. Questi laboratori servono per tenere questi ragazzi lontano dalle famiglie. Quindi lavorano 7-8 ore al giorno e queste famiglie hanno la libertà di fare quelle cose che noi facciamo facilmente. Andare a fare la spesa, andare a bere un caffè, che altrimenti non potrebbero farlo. Abbiamo acquistato un appartamento dove facciamo dei weekend di sollievo e quindi a turno, perché è piccolo, questi ragazzi, 2-3 ragazzi, vanno lì e lasciano le loro famiglie libere per andarsi a mangiare una pizza, per stare insieme con degli amici. Abbiamo pensato anche dopo di noi e abbiamo acquistato una casa che si chiama Casa Indi. Indi sta per indipendenza. Questa casa che dobbiamo ristrutturare porterà 5 nostri ragazzi a vivere un domani da soli, in rapporto 1 a 2, 1 a 1, dipende poi dalla gravità. È quello che vorremmo noi, che tutti noi vorremmo, che avessero quella dignità e quell'autonomia che tutti i ragazzi hanno. È questo che noi sogniamo. Vi ringrazio di cuore, buona serata e buon concerto.